Encomio ufficiale conferito nel contesto del Premio Nazionale del Paesaggio all'Associazione Salviamo la Valle dei Templi di Agrigento, sito UNESCO di Gaetano Gazziano, in partnership con il Movimento per la Sostenibilità e contro i rigassificatori a ridosso della Valle dei Templi, che vede nel principale sponsor l'imprenditore Alessio Lattuca, con la seguente motivazione: per l'impegno di preservare il paesaggio della Valle dei Templi dalle minacce di compromissione di questo prezioso sito e del suo contesto, come costante esempio civico di cittadinanza attiva nei confronti di tentativi di aggressione del paesaggio e del patrimonio culturale. Lo scorso martedì 14 marzo, nella splendida cornice della Sala Spadolini del Collegio Romano, oggi sede del Ministero della Cultura, alla presenza del direttore generale, del dirigente del servizio quinto tutela del paesaggio e della commissione giudicatrice, Gaetano Gazziano ha ritirato l'attestato, ringraziando e sottolineando come il riconoscimento che ci è stato assegnato è un segnale forte che il Ministero della Cultura non abbandonerà la Valle dei Templi al suo triste destino industriale. Ricordiamo i vari appelli che l'associazione ha lanciato per il no al rigassificatore al confine della Valle dei Templi di Agrigento, patrimonio UNESCO, durante gli anni.